Buongiorno a tutti, Buongiorno. siamo già mercoledì 5, domani è grande giorno per noi, per i friulani, 6 maggio. E boh. Comunque oggi sempre con Marco, tre sorelle, gli amici, eccoli qua, un saluto. Abbiamo l'unico pensionato rimasto, quello là, poi c'è Giampiero direttamente da Torino, e ieri era un grande anniversario per gli amici dei Torini, no? Torino, e poi c'è qua Ferrostyle, pubblicità anche quella, Ferrostyle che siete. Comunque, oggi dedichiamo appunto a Giampiero, che da poco è diventato anche no? Lavoro commesso, mettiamo commesso. Allora c'era questo giovane, questa la faccio in italiano perché abbiamo il pensionato che non capisce il friulano, e dei 60 anni che sei qua, ecco. Dove sei tu, origini? Reggio Calabria, più Reggio o più Calabria? Più Reggio. E allora Marco, c'è Gianpietro, va a chiedere lavoro, arriva a Ferrostano e dice sì, guarda qua abbiamo tipo una drogheria pieno di gente. Sai, vendono dal spillo, la drogheria non ci sono più, alla bombola di ossigeno, tutto. Allora a un certo punto cosa succede? Che il titolare dice guarda, sì, la prima volta sei qua, allora guarda ti spiego perché qua vengono soprattutto donne e bisogna dare una mano, spiegare e cercare di vendere, stimolare la vendita. Adesso ti faccio vedere, arriva lì, oh buongiorno signor Sergio, buongiorno. Mi dica signora, mi servirebbe un prodotto per i vetri. Ecco qua signora, gli do il vetril, ma gli do anche il pronto. No, ma io in età devo pulire solo i vetri, ma signora, lei col vetril pulisce i vetri, la polvere va nei mobili, mettiamoci di qua che si vediamo, ecco, si vede, Meglio. no? Va sui mobili e col pronto pulisce i mobili. Porca miseria, grazie signor Sergio. Gianpietro hai visto? Vengono per prendere un prodotto, stimoliamo, spieghiamo e ne vendiamo due. Ti faccio vedere un altro esempio. Arriva una signora, buongiorno signor Sergio, lì è il miglior prodotto ai mobili, per pulire i mobili, il pronto, ecco qua, ma gli do anche un vetrino. No, ma io di età do i mobili, ma signore, lei netta i mobili e il polvere va ai veri col movimento e col vetril netta i veri. Oddio, grazie. Hai visto Gianpietro? Adesso prova tre. Gianpietro abbastanza emozionato fa, arriva una signora, lui già pronto e dice, buondì giovani, buondì, sì, sono nuovo mi dica signora, vorrei un pacco di assorbenti. Casinale. Allora, però lui è abbastanza, va in magazzino, prende un pacco di assorbenti, un pronto e un vetrino. No, io ti ho domandato un paio di assorbenti, no? Sì signora, lei mi ha domandato un pacco di assorbenti, però quindi questa settimana al ciclo, taccone, netta i veri e i mobili. Per Gianpietro, ciao.